Eccoci qua carissimi amici, vi do il buongiorno a tutti, appassionati di vecchi camion. Sono qua in compagnia dell'amico Luca, il contadino di Rovereto, ma siamo venuti, caro Luca, qua a trovare il bravissimo Corrado, che Corrado insomma è un nostalgico di vecchi camion, e con questa occasione che ho avuto modo di venirlo a trovare, insomma, caro Corrado, hai fatto uscire un vecchio camion appunto che era fermo qua da 10 anni. L'abbiamo messo ad aria. Ecco qua, Corrado appunto, che vi presento qua appunto, che lavora nell'edilizia, e niente, avevi questo vecchio camion che l'avevi. Raccontaci un po' tu, ecco. Sì, ero alla ricerca un po' di un vecchio camion che avevo della ditta quando ero piccolo io. Avevo un camion, un 642, e stavo cercando quello e mi sono imbattuto in una concessionaria di Pordenone in questo camion ancora 20 anni fa, e non me lo sono lasciato sfuggire. Mi sono guardato bene da lasciarlo perdere, perché un N2 non ce n'erano già allora, non ce n'erano tante in giro. Tra l'altro era messo abbastanza bene sia di motore che di meccanica. Tu quindi mi dicevi che avevi iniziato a fare la gavetta sui vecchi camion con un 642, giusto? Sì. Ecco qua, E insomma, tu hai visto questo camion appunto, sì, e l'hai detto. No, non me lo sono lasciato sfuggire. Non te lo sei lasciato sfuggire, ecco qua. Perché rimanendo sui piazzali di una concessionaria si sa che poi magari alla fine finisce da rotamaio. Eccolo qua. Questo qua è un camion, appunto, abbiamo detto, degli anni 60, esatto, primi anni 60. Sì, questo una delle qua, ultime versioni dell'N2, esatto, eccolo qua. E appunto l'hai preso, dopo hai fatto qualche giretto, l'hai tenuto qua? L'ho messo a posto, dal meccanico l'ho fatto mettere a posto, abbiamo fatto la revisione per iscriverlo poi al registro Fiat, ha iscritto al registro Fiat dei camion storici, è stato immatricolato come camion storico. Camion storico, è un buon conservato, sì. Ecco, qualcosina magari internamente, non, sì, insomma, quelle cose di dettaglio, però l'importante è che il camion, ragazzi, un N2 così, bello conservato, tenuto bene anche. E niente, insomma, Corrado così gli è venuta questa mattina, ha detto, la voglia, insomma, di tirarlo fuori. Erano tanti anni che non lo facevo, esatto. Da Michele, perché se non sei in due non ce la esatto, fai. E ha detto qua, insomma, quasi quasi, insomma, questo 682 quasi quasi, esatto, ci penso ancora, insomma, esatto, me lo tengo, perché avevo una mezza intenzione purtroppo di venderlo, perché non ho più il posto dove tenerlo, però mi piange il cuore, insomma. Ecco, siccome che ha due camion, poi vi faremo vedere anche il 642, eccolo qua. Intanto abbiamo detto a Corrado, insomma, che una volta che si trova appunto lo spazio al coperto, ma qua ci sono anche appunto ormai associazioni vicino a lui, appunto, che insomma si può darsi una mano a vicenda, ecco. E niente qua, caro Corrado, adesso vediamo un po', adesso se ci fai sentire, sì, così il sound, ecco, ce lo accende. Adesso proviamo a metterlo in moto. Ecco, vediamo un po', forse il motore è ancora caldo, vediamo un po'. Per cui dobbiamo dare un colpo di... Eccoci qua, cari amici, vieni qua Luca, cosa mi dici, Luca? La macchina, peccato venderlo. È veramente un peccato, ecco qua. No, speriamo appunto che il bravo Corrado appunto gli è venuto così. Cambi idea, appunto, ecco, quando l'ha tirato fuori questa mattina, ha detto, gli è venuto subito voglia di guidarlo, ecco. Eccoci qua, vi faccio vedere un po' così la cabina. Saluto anche gli amici qua che seguono il canale del Marvin, Camion Storici. Saluto Marco da Napoli, saluto Alessandro da Milano che è sulla sedia a rotelle. Guarda qua, caro Alessandro, tu che volevi il vecchio Fiat, ecco qua, te l'abbiamo trovato. Adesso purtroppo per farlo partire, appunto, per farvi sentire il sound, dobbiamo fare una serie di operazioni, e dai, insomma, ci godiamo anche questa serie di operazioni come un 190, appunto, ancora da battaglia, ancora operativo, che viene qua a dare man forte per la partenza al 682 N2, eccolo qua. Eccoci qua, cari amici, questo è un po' quello che ha organizzato il Marvin questa mattina, e ha detto qua Corrado, insomma, era un bel po' di tempo che continuavo a dire voglio vedere i tuoi camion, eccolo qua, vediamo adesso con un colpo, appunto, eccolo qua.
Guardate qua cari amici, appassionati di vecchi camion, guardate un po' cosa il vecchio Marvin si è inventato questa mattina, bravissimo Corrado appunto. È partito, ecco qua. Adesso vi farò vedere un po' così il tutto. Bravissimo Corrado qua, guardate qua Corrado, adesso dai facciamo un giretto qua nel piazzale, fammi un colpo di gas intanto. Vai vivo, spettacolo ragazzi, andiamo a fare un giretto qua adesso. Eccoci qua cari amici. Così vediamo così 2 o 3 cambi. Devi fare un po' di pratica, vero? Che però ho arrugginito. Però insomma, arrugginito, dai. Meccanicamente come vedete il camion è buono. Cosa ti sembra? Risponde? È una gran macchina, ovvio che rispetto a quelli moderni Ovvio no, siamo su un'altra cosa, però Questo ti dà soddisfazione perché, questo che voglio dirti, per come testimonianza. macchine fatte per durare, vanno in moto sempre, basta un po' di gasolio, un po' di olio Esatto, vai fai pure qua il giro, Sì. poi torniamo. e sei a posto. Guardate qua ragazzi, appassionati qua di vecchi camion, guardate qua cosa ci siamo inventati questa mattina. Finalmente era mesi Esatto, che dicevamo ci dai, siamo vengo, provati vengo. tante volte. Sì, dicevo dai Corrado voglio vedere il camion, perché insomma qua c'è sempre la minaccia, chissà, Esatto. non c'è lo spazio, Esatto, meno di piazzarli. perché in fondo avere una collezione di quadri, in fondo Sì, avere esatto, il no, camion è dentro. chiaro lo spazio anche, Spazio. Io ce l'avevo, purtroppo adesso devo è chiaro. recuperarlo e quindi devo Bravissimo. trovare uno spazio per metterlo al coperto, perché devo essere sincero, davvero mi trovo impossibilitato a venderlo, fa parte di me ormai questo camion. Dai, speriamo esatto che troviamo una soluzione, forse l'altro camion, cioè magari rinuncerai a Sì, uno. adesso vediamo. Vediamo, dai, però veramente cioè, per me non sei a posto. Ecco lì, guardate lì Luca, il contadino di Rovereto, tutto operativo. Ecco qua, Ecco, fammi smontare che così mi fai 2 giretti qua, che così lo vediamo in opera. Attenzione, ti vengo dietro. Fai un po' di manovre qua Corrado, guardate qua, appassionati, 682 N2. Giorgio Ghezzi, saluto Vittorio Sandrini, tutti gli amici che ho conosciuto in questi anni. Guardate qua cari amici, appassionati di vecchi camion. Corrado il suo 682. Prova clacson, c'è! Ecco qua, Vai, tranquillo. Ecco qua che spettacolo. Ecco qua. Dipendente, dai, fai un saluto che sei anche tu. Cosa Ciao. diciamo Corrado? Lo teniamo? Sì, dai, teniamolo. Attenzione, c'è la botta. Sono caduto. Porca. Lo teniamo. Eccoci qua. Hai visto? Il camion va bene. E con questo cari amici vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.
Spettacolo. Ciao a tutti e vai, speriamo che Corrado lo tenga. Alla prossima, spettacolo. Ecco qua. Un saluto a tutti gli appassionati di vecchi campi. Ciao a tutti, grazie Corrado, tienilo